un uomine che sono limpio se forse sono praticando sa propria o in terra e mare. Voi, di a te capite che sono una grande Itaca. A te sprecare dei Lucas per all'estero. Proprio si mette. Carregliato schimbello di scarponi. Tutto voi, signore de re, e il costissimo, che resti scomandando. Tutto voi. Voi scherite scogliare che mamma me. E che resti il cattanne ad ora. No, cacciatene, ciò che se vuole cercare a da fatto mamma tua, fonti 3 anni su cannelli scecchi,
Sono capitano! Capitano, qui ci vuole un timone che sappia dove è il nord, il sud, l'est e l'ovest, e ben tireni, che ti facciano volare come gabbiani che planano sull'acqua. E la schiuma bianca, morbida, soffice, che si frange prua fra gli scogli. Cos'altro vuoi? L'arco e che? Portate l'arcobaleno di 1000 colori e tutti i pesci, di tutti i tipi. Guarda quanti sono, guarda quanto corrono. Cosa manca? Liberate sa fumo! Ed è bello su mare! Togliete gli scogli, levate le nuvole e dite al mare di essere clemente. Telemaco, che fai? Non tuffarti da lì, è troppo alto! Così gonfiai nel mezzo la vela. Intorno alla chiglia l'onda spumeggiante gridava forte e la nave andava. Poi i giovani dell'equipaggio con Telemaco alzarono le coppe, colme di vino fino all'orlo, e libavano agli dei immortali, in particolare me, Atena. In una notte la nave compì la traversata. Quando arrivarono era l'aurora. Ad Atena! Dietro qualsiasi forestiero, mendicante o vagabondo, si sospettava un essere divino. Non era consentito, prima di accoglierlo, fargli domande di carattere terreno. Solo dopo averlo accolto ci si poteva abbassare a domandargli chi fosse. E questo si chiamava ospitalità, senia.
e faceva parte delle pratiche e delle virtù più sacre. Per i greci non esisteva l'ultimo degli uomini, l'uomo era sempre il primo, cioè il divino. La terra dei Feaci, porte e strade non servono più solo a dividere ed allontanare dall'altro, ma sono mezzi e luoghi attraverso i quali la presenza divina, nascosta sotto le vesti di un viandante, si manifesta nell'esistenza umana. Punto d'approdo e allo stesso tempo di ripartenza. L'isola dei Feaci è il luogo in cui Odisseo giunge dopo le note peripezie ed è l'isola da cui ripartirà per tornare a Itaca, una tappa fondamentale, un'isola cinta da mura, sempre pronta a tutelare la propria identità, proteggendola, ma anche ad accogliere chi arriva e a partire per conoscere l'altro. La nave nostra non è una fola, né domine né bisogno né di timonese, che sono intelligenti che persone e per risormare currane a sa sola. E documentiamo un'intenzione che in questo sport scola cola, isso sconoscono a puntino, finza a su più segreto sino. Non hanno occhieli e non hanno timoni come ne hanno altre navi, ma fanno da sole il pensiero e l'intendimento degli uomini e sanno le città e i campi di tutti e l'abisso del mare velocissime passano, mai han paura di subir danno o d'andar perdute. De questa maniera, in artumare navighenne, canno Calipso laiata la sua annare, Odisseu ita seguito a sola a suo regno de Sorfeaces. Da vista de sure, visina laiata nausica, laiata su curritu, da zansella suasa, laiana lavatu e prenatu de nuscodo. E gallo Odisseu pariata più bello e più alto e gallo più bello de sempre.
Canno in Achenne, Zaesta e Zarebotta approntata proisse, una edu, chisinaraiata de Modoco, cantaiata Zarbalentiasa de Sosaccheoso. Isse assamutta l'ascoltaiata, noaia galunatu su nomen suo, e seitu su mezzulocu de sa mesa, l'ascoltaiata. Alcino, si t'abbissato, che Ulisse i pranghenne, che piscino minore, come una sposa, che lei ha morto suo marito, suo nemico, e come una piscina urata dai suoi guerrieri, schiava pro sempre. Sono stato sordesco anche il fittucus a notte de guerra, d'esammere. E questo uomini che sono morto, conoscere pro sempre, cantato pro sempre. Hai te che soffrire che metta, a interno si sconto il solo. Forse scusa notte te la molta basso tuo, a fratestuoso. Ho sperdito qualche amico in questa notte di guerra. Non ti impunte di stare a samutta. E narami, chi è Sese? Dove enesi? Chi è il babbo tuo? Nessuno nasce in questo mondo che ne numera. Ricco o povero che siete. L'aramelo sul nome tuo. Io Minaro Odisseo. Resto da Itaca e una dia in Ia pagirare. E Gai, Odisseo, hai raccontato di suo viaggio suo, casure Ilaia di Mannatu, e tutti accorte di sos feacese, onorata de bare un'istanza voi stimato desordeoso. Vomito dai Troia, in alto mare, la musimene tu la te parata, cronoso, lamposo, su può essere la nostra si non isperdita, sa. Siamo a senito la sisola, del manicatore del sorfrano dell'otto, su può essere la nostra si non isperdita, sa. Qualcuno si esamina almeno al manicato di cosurore. Il medico si è detto tutto, le noisi, e del suo viaggio che dobbiamo fare. E Gai, ha un sicchito sulla pelea.
Dai, siamo a Senetos, a sta terra è sortigante, sì. Siamo entrati a un agorru, manno, abbiamo visto da mano un agorru, manno, da rocca. E siamo entrati.